ancora un anno importante per il vino veneto. Sì, è un anno importante, un anno in cui c'è un equilibrio sulla produzione rispetto alle grandi produzioni del 17 e del 18 e comunque che dimostrano ancora che noi siamo la prima regione per produzione italiana con il 35,8%, 12 milioni e mezzo di quintali d'uva e quasi 100.000 ettari di vigneto. Questo tipo di iniziative ecologiche quanto sono utili per il sistema vino veneto? Beh, che lo siano, basta guardare quanto gremita sia l'aula oggi nella quale noi presentiamo questi dati. È un trittico perché si distribuisce in 3 momenti. A giugno, quando noi presentiamo la situazione diciamo sanitaria, la situazione dell'uva in quel momento nel territorio del Veneto, facciamo il secondo trittico che è poco prima della vendemmia, quindi in agosto, e quindi diamo una situazione generale di quelle che potrebbero essere le produzioni e le qualità dei vini. Questo è il terzo momento nel quale raccogliamo un momentino i dati di quella che è stata l'annata. È sicuramente un momento molto importante, molto atteso. E la nostra imprenditoria è preparata? Diciamo che la nostra imprenditoria, quella veneta in particolare, è quella più preparata perché da più tempo sta sperimentando sul campo proprio i mercati internazionali, quindi ha preso la cosiddetta valigia pre-presidiale. Oggi però c'è un fabbisogno di un manager del vino molto più preparati e multidisciplinari, capaci di essere competenti sia sulla parte tecnica produttiva, ma anche molto su quelle che sono le dinamiche dei mercati, la comunicazione, l'utilizzo diciamo che degli strumenti digitali più innovativi.